Tra gli ospiti presenti qui all'inaugurazione del Centro Federale Territoriale di Sardo di Oristano non poteva mancare mister Nino Cook, decano degli allenatori sardi. Mister, per lei che cosa significa, che significato ha la creazione di un centro tecnico qui a Oristano? La centralità di Oristano è importantissimo perché permette a tutte le province di avere molto vicino un centro dove si può fare dello sport a un certo livello. Tant'è che molte delle manifestazioni più importanti, le finali regionali, finali di Coppa Italia, finali giovanili e anche delle manifestazioni oltre regione sono venute qui ad Oristano. Tra l'altro penso che sia l'unico centro federale dopo Coverciano in Italia e questa struttura poi ha il vantaggio che oltre ad avere 2 campi, 3 campi da calcio, c'è anche dei campetti di calcetto e poi c'è un albergo vicino che lo sostiene. È una situazione molto importante, credo io, questo impianto per tutto il calcio regionale. Ma questo progetto è un progetto molto importante, molto interessante, perché si mette a disposizione dei gruppi di ragazzi che vengono selezionati, dei tecnici federali, per cercare di non tanto di parlare di aspetti tecnici o di crescita tecnica, quanto di parlare di aspetti prettamente educativi al calcio, prettamente Della persona, persona calciatore. E questo serve anche, come ci è stato detto, anche perché vengano aiutati a comprendere questa situazione anche i genitori dei ragazzi, per non pressarli eccessivamente, non fare sentire troppo la voglia del risultato quanto invece la voglia di crescere. E quindi educare gli atleti, educare i genitori, c'è bisogno di un salto di qualità del movimento calcistico italiano da questo punto di vista? Ma sicuramente sì, bisogna partire dalle scuole calcio, bisogna partire dai movimenti giovanili, dai bambini più giovani, è lì che poi si semina il calciatore giusto. Poi chiaramente ci sono quelli che hanno più qualità degli altri, che possono arrivare anche a giocare nei professionisti, e comunque quelli che non hanno quelle qualità e continuano a fare calcio a livello dilettantistico hanno comunque una base educativa sportiva importante che li può solo servire nel bene a fare bene il calciatore. Benissimo, noi ringraziamo Nino Cook, mister, complimenti a lei che è ancora sulla breccia allenando l'Atletico Cabras e speriamo insomma che tanti nuovi tecnici possano crescere anche con i valori che lei ha sempre insegnato ai giovani e non solo qui in Sardegna. Grazie a lei, grazie.